video parliamo del lavoro domestico con Grazia De Marinis, sindacalista della CISL ed esperta in questa materia. Buongiorno Grazia. Ti chiediamo di aiutarci a conoscere meglio le norme che regolano il rapporto di lavoro delle colf e delle badanti. Un lavoro che viene svolto soprattutto da donne immigrate, sia comunitarie che extracomunitarie. Cominciamo dalla domanda più semplice. Dove troviamo le norme, vale a dire le regole, a cui devono attenersi sia il datore di lavoro che la lavoratrice colf o badante? Le troviamo nel contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, che è appunto il contratto che regola il rapporto di lavoro per colf, badanti e babysitter e istituisce una serie di regole che vanno rispettate, stabiliscono i diritti e i doveri sia del datore di lavoro che del lavoratore. Bene, passiamo alla prima regola. Il rapporto di lavoro deve cominciare ad un contratto di assunzione. Cosa deve esserci scritto in questo contratto? Allora, il contratto di assunzione è una lettera appunto di assunzione, è individuale, all'interno del quale dobbiamo trovare la data di inizio del rapporto di lavoro, il livello di inquadramento, la durata della prova, le condizioni del lavoro che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, deve essere stabilito se è contemplata la convivenza o meno, devono essere indicati gli orari di lavoro e quale sarà il riposo e quale sarà la retribuzione. Il lavoro domestico è fatto di diversi profili professionali. Per ognuno di questi c'è un livello e quindi una retribuzione. Ci descrivi i livelli delle colf e delle badanti? Allora, il contratto collettivo prevede livelli individuati per la cura o le pulizie. In particolare per queste mansioni ci sono 3 livelli che vengono utilizzati, 3 livelli di inquadramento. Abbiamo il livello BS che è rivolto alla cura di persone autosufficienti, anziani o bambini nel caso di babysitter e più il lavoro di pulizie. Poi abbiamo il livello CS che è rivolto alla cura delle persone non autosufficienti ma in assenza di un attestato, oppure anche in questo caso per le pulizie. Poi abbiamo il livello DS che riguarda la cura di persone non autosufficienti, ma in questo caso abbiamo una preparazione maggiore per cui la presenza di un attestato. Concentriamo la nostra attenzione sulla badante a tempo pieno. Ha diritto al riposo settimanale? Se parliamo di badante a tempo pieno, ha diritto al riposo settimanale, cambia un po' la questione tra convivente e non convivente. In caso di non convivente, un lavoratore avrà il suo giorno di riposo perché il contratto potrà essere spalmato su 5 o 6 giorni. Se parliamo invece di una badante convivente con la famiglia, ha diritto al riposo domenicale più 12 ore che possono essere o ripartite per esempio 2 ore al giorno oppure una mezza giornata intera che potrebbe essere concordata con la famiglia. Tutti i lavoratori domestici hanno diritto alle ferie, alla 13ª e al trattamento di fine rapporto, il TFR. Possono essere pagati mese per mese? Sì. Sia il TFR che le ferie che la 13ª possono essere pagati mensilmente in rate su ogni busta paga. La badante convivente ha diritto al vitto e alloggio? Se sì, con quali regole? Allora, la badante convivente ha diritto a vitto e alloggio, ha diritto anche a un'indennità che riguarda il vitto e alloggio, stabilita sempre dal contratto collettivo nazionale, e ha diritto a uno spazio a lei dedicato dove la persona può passare le sue ore di riposo e anche, volendo, la sua giornata di libertà. Non ha nessuna trattenuta sulla busta paga per il vitto e l'alloggio? No, non ha trattenuta, ma anzi riceve un'indennità. La lavoratrice domestica può assentarsi dal lavoro? La lavoratrice domestica può assentarsi dal lavoro, sempre avvisando per tempo la famiglia in modo che sia garantita l'assistenza della persona di cui si prende cura per visite mediche, hanno anche il permesso per lutto e anche contemplato nel contratto collettivo nazionale il congedo matrimoniale. Parliamo della malattia. Se la lavoratrice si ammala, ha diritto ad una retribuzione?
Allora, il contratto del lavoro domestico ha una tutela per quanto riguarda la malattia che non possiamo negare sia minore rispetto ad altri contratti collettivi nazionali, e fino a 16 mesi di anzianità di servizio ha diritto a 10 giorni di calendario, di cui 8 giorni gli verranno retribuiti. Dai 16 mesi ai 2 anni ha diritto a 45 giorni di calendario, ma solo i 10 gli verranno retribuiti. Oltre i 2 anni ha diritto a 180 giorni di calendario, che praticamente sarebbe la conservazione al posto di lavoro, ma solo 15 giorni retribuiti. A proposito di conservazione del posto di lavoro, durante la malattia può essere licenziata? La famiglia può licenziare un assistente familiare in qualsiasi momento, perché non deve dare nessuna giustificazione. Quindi se è in malattia può essere licenziata. Direi alla fine del certificato di malattia. A queste lavoratrici è riconosciuto l'infortunio sul lavoro? L'infortunio è riconosciuto e il trattamento economico per i primi 3 giorni è a carico del datore di lavoro. I giorni successivi ai primi 3 sono a carico dell'INAIL economicamente. Qualche altra domanda ancora. Parliamo di licenziamento. Il datore di lavoro deve motivare il licenziamento? C'è un periodo di preavviso? Il datore di lavoro, che in questo caso è sempre una famiglia, non ha necessità di motivare il licenziamento, perché può decidere liberamente. Ovviamente deve riconoscere un periodo di preavviso, per cui o dare l'avviso per tempo e lasciare gli ultimi giorni previsti dall'anzianità, in base all'anzianità, di lavorare, oppure deve riconoscerli economicamente se decide di lasciare a casa la badante in questo caso. Anche in questo caso le giornate preavviso sono in base all'anzianità di servizio, per cui abbiamo fino a 5 anni 15 giorni di preavviso, oltre 5 anni 30 giorni di preavviso. Questo in un contratto non inferiore a 25 ore settimanali, mentre con contratti inferiori a 25 ore settimanali abbiamo fino a 5 anni di anzianità 8 giorni di preavviso. Oltre 5 anni di anzianità abbiamo 15 giorni di preavviso. La badante convivente, se viene licenziata, magari perché la persona che assiste è defunta, deve lasciare subito la casa dove lavora? La famiglia potrebbe chiedere di lasciare subito la casa, ma deve comunque pagare alla badante i giorni di preavviso che gli spettavano. È ovvio che parliamo di rapporti di lavoro che instaurano anche un rapporto che non è esattamente quello il classico tra datore di lavoro e lavoratore, per cui si cerca sempre di venirsi incontro, perché se parliamo di una lavoratrice straniera che aveva come unico posto la casa della persona di cui si prendeva cura, sarebbe auspicabile avere il tempo di trovare una nuova sistemazione. Un'altra domanda riguarda le dimissioni. La lavoratrice decide di lasciare il lavoro, si dimette. Quali regole deve rispettare? La lavoratrice che ha un contratto a tempo indeterminato, se decide di dare le dimissioni per suoi motivi, deve comunque rispettare un preavviso, che è esattamente la metà di quello che è previsto per le famiglie quando decidono invece di licenziare la lavoratrice. In caso di licenziamento o dimissione, basta la parola o è meglio mettere tutto per iscritto? Sia le dimissioni che il licenziamento da parte della famiglia devono essere accompagnati da una lettera, anche perché nel caso di licenziamento la lettera di licenziamento è necessaria per poi proseguire alla domanda di NASPI. Un'altra domanda ancora, che cos'è la cassa Colf? Cassa Colf è uno strumento previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, dà una serie di prestazioni sia al lavoratore che al datore di lavoro. È uno strumento che noi consigliamo sempre di utilizzare, ha un costo irrisorio che permette di ampliare quelli che sono i limiti, per esempio sul riconoscimento della malattia, perché sappiamo che i giorni di malattia retribuiti per una badante sono effettivamente pochi. Con una iscrizione a Cassa Colf e un ammontare annuo si ha diritto al riconoscimento economico degli ulteriori giorni di malattia. Oltre alla malattia, però, Cassa Colf
copre altre spese che possono essere quelle di un ricovero o quelle di eventuali spese di fisioterapia o di attrezzature idonee in caso di un post intervento. Un altro aspetto molto importante è la tutela per i datori di lavoro, perché c'è una copertura assicurativa che potrebbe essere molto utile al datore di lavoro, soprattutto nei casi in cui la badante esce di casa con la persona assistita e possono verificarsi degli incidenti oppure dei danni stessi che, non volendo, una persona con dei problemi di salute può arrecare alla badante. E c'è un contributo che va versato con il versamento appunto dei contributi ed è lo 0,06 centesimi per ogni ora di lavoro. Di questi 0,06 centesimi, 0,04 sono a carico del datore di lavoro, 0,02 sono a carico della lavoratrice. Il diritto a queste prestazioni si ha con raggiungimento di 25 euro di contributo. Se questa cifra non è stata raggiunta, il lavoratore può versarli in autonomia in modo da raggiungere 25 euro di contributo e avere diritto a una serie di prestazioni. Comunque consigliamo sempre in questi casi di rivolgersi ai nostri uffici per avere maggiori informazioni sia sulle prestazioni a cui si ha diritto e anche sulla modalità di richiesta dei rimborsi. È possibile avere 2 rapporti di lavoro domestico contemporaneamente con 2 famiglie? È possibile avere più rapporti di lavoro domestico, ovviamente vanno stabilite le fasce orarie e le famiglie interessate vanno informate. Nei diritti e doveri delle colf e delle badanti, ci sono differenze basate sulla loro cittadinanza? Non c'è nessuna differenza di diritti e doveri in base alla provenienza del lavoratore. Il tuo messaggio finale? Vi invito sempre ad informarvi il più possibile su questi contratti, perché ci sono tante cose che si possono scoprire insieme. Ringraziamo Grazia, ci ha spiegato molte cose, di altre non abbiamo parlato, ad esempio la maternità, il lavoro con contratto a termine, la retribuzione oraria e mensile. Abbiamo però capito che tutto è regolato da un contratto nazionale di lavoro e quindi prendiamo sul serio il messaggio finale di Grazia. Andiamo ad informarci nelle sedi giuste, ad esempio quelle dei sindacati e dei lavoratori. Ci vediamo sul prossimo video di Le valigie di Eva 2, dedicato alla pensione delle colf e delle badanti.